Carbonia di Andrea Marongiu espugna il Santa Sofia di Arbus con il punteggio di 4-0 e si aggiudica il passaggio di turno ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la Macomerese. Il mister del Carbonia deve fare a meno di diversi giocatori fondamentali, tra cui Loi, Foddi, Concas, Bichedu, Garofalo e Milia. Si affida al 4-4-2, davanti al portiere Daniele Bove, in difesa i due terzini Boi e Andrea Bove e i due centrali Mameli e Cogotti. Centrocampo a 4 con Giovagnoli e Zucca centrali e i due esterni Lintas e Momocosa. In attacco una coppia inedita composta da Konate e De Gradi. Il tecnico dell'Arbus invece, Agus, deve fare a meno di altri giocatori fondamentali nella propria rosa, come Festa, Falciani, Picciau e Floris. Si affida all'esperienza di Toro in porta e ai gol di Flumini in attacco. Pronti via e la partita è subito di marca bianco-blu. La formazione dell'Arbus difficilmente riesce a superare la metà campo, se non con lanci lunghi. Il Carbonia invece prova a giocare palla a terra, ma non riesce negli ultimi 16 metri a trovare la precisione giusta. Prima De Gradi, con un sombrero all'interno dell'area di rigore, non riesce a mettere un pallone interessante per il proprio compagno che si stava avventando. E poi successivamente Momocosa, al minuto 31, riceve palla al centro dell'area di rigore, con una sterzata salta l'avversario e prova un tiro a giro. Ma nella ripresa è tutta altra musica. Il Carbonia cambia ritmo, gli bastano 4 minuti e approfitta di un errore in fase di impostazione dell'Arbus. Konate, da posizione defilata, prova il tiro in porta. Il pallone coglie la parte interna del palo e poi nella respinta il difensore dell'Arbus la tocca con la mano. Per l'arbitro Senes è calcio di rigore. Dal dischetto, De Gradi è freddo, batte Toro. Passano pochi minuti e ancora il giocatore di Sant'Antioco viene lanciato a tu per tu con il portiere e dimostra che l'Arbus gli porta fortuna, trafigge Toro e porta il Carbonia sul 2-0 per la doppietta personale di De Gradi. Il Carbonia continua a giocare, l'Arbus è tramortita e non riesce a rispondere. Al 15esimo Konate, dopo una bella progressione di Giovagnoli, riceve palla da Momocosa che precedentemente sulla sinistra aveva saltato l'avversario e messo un cross che il giocatore maliano non può sbagliare per il 3-0 del Carbonia. Al 21esimo è ancora Carbonia in gol con Lintas, stop di De Gradi, assist perfetto, taglio del giocatore cagliaritano che trafigge Toro. Nei minuti finali i due tecnici pensano ormai alla gara di campionato che si giocherà già domenica e decidono quindi praticamente di cambiare mezza squadra adottando tutte le sostituzioni. Il Carbonia vince con il risultato di 4-0 e in virtù dei 180 minuti si aggiudica il passaggio del turno. Stavamo facendo bene, io alla squadra fino al primo tempo gli ho detto che questa era la linea giusta, che stando un po' più svegli in certe situazioni avremmo potuto creare diverse occasioni da gol. Non abbiamo concesso niente all'Arbus, ricordando che sia a noi che a loro gli mancano diversi giocatori, forse più a noi, ma non è quello il problema. Comunque già al primo tempo abbiamo dato c'era un'identità di squadra, sapevamo cosa fare sia in fase difensiva che offensiva. I ragazzi sono andati alla grande secondo me. Questa vittoria ad Arbus contro la prima in classifica per quanto riguarda il campionato, con 0 gol subiti in 2 partite, ci fa capire che quando abbiamo la testa giusta e riusciamo a essere gruppo e squadra diventa difficile per gli avversari, a differenza ad esempio di domenica che abbiamo concesso quelle poche situazioni per distrazioni in particolare nostre e abbiamo perso una partita che sicuramente non meritavamo di vincere. Anche questa partita, come ho detto ai ragazzi di domenica, ci deve servire da lezione, cioè quando ci siamo sicuramente facciamo le cose al meglio e riusciamo a fare risultato e anche con un punteggio anche abbastanza ampio. Ecco, oggi hai schierato anche una coppia d'attacco inedita, era per la prima volta penso in campionato e anche in Coppa che si vedevano Konate e De Gradi insieme. Mi sembra che abbiano dialogato perfettamente, entrambi sono andati a segno e questo è un fattore molto importante per un Carbonia che era un po' troppo Concas dipendente nelle prime giornate. Sì, abbiamo anche cambiato modulo, anche perché non avevo tante soluzioni per giocare col 4-3-3. De Gradi ha delle qualità
lo sa benissimo lui come lo sappiamo noi, dipende da lui, se dà continuità negli allenamenti, come testa soprattutto, è un giocatore importante, idem con Matteo. È un ragazzo che lo stiamo conoscendo adesso, che ha ampi margini di miglioramento, che sicuramente adesso non sta facendo vedere ancora grandissime cose e sicuramente è un bel segnale per la squadra. Conca sicuramente è un giocatore che sta facendo il reparto da solo, oggi ha fatto 5 gol, anche i gol di domenica li ha annullato in ora regolare e sicuramente con una spalla, se fanno il loro compito dei gradi e con a te, sicuramente anche la squadra ne può giovare, anche Conca. In compagnia dell'allenatore dell'Arbus Nicolagus, una sconfitta pesante, mister. L'Arbus esce dalla Coppa Italia dopo questo 4-0 contro il Carbonia. Come se la spiega questa sconfitta, al di là poi delle assenze che avevano entrambe le formazioni? Voi avevate nomi illustri come Falciani, ma anche Umberto Festa e anche altri giocatori importanti, però in queste due partite di Coppa Italia sono arrivati 0 gol contro il Carbonia e 4 gol subiti. Ma sinceramente la prima di andata abbiamo pareggiato 0-0, è stata una partita combattuta. Oggi il ritorno dove noi abbiamo allestito una squadra, se solo manca una pedina diventa poi un problema, salta tutto, no? Quindi le assenze di Falciani oggi, di Floris, di Festa, di Picciao, di Salis, sono assenze troppo importanti. Abbiamo giocato con 3-2000, 3-99, in 2000 e poi abbiamo sostituito anche 2000 in porta, 3-97 dall'inizio. Così è normale, è come se stai giocando con la Juniores, quindi adesso questi non sono alibi. Come ho detto già all'andata, sicuramente il Carbonia ha lavorato bene in tutti questi anni, l'ha dimostrato, anche il Carbonia si è presentato con un organico molto giovane, l'ho visto nella lista gara che mi è stata consegnata, quindi insomma hanno giocato bene, però è normale che questa non è l'Arbus Calcio, questa non è l'Arbus Calcio, non è la prima squadra, questa è la Juniores, perché ha giocato Rice, Jacopo Damiano, grande Jacopo Damiano, Rice, Toro in porta e 96 Lili, non so, 4 giocatori. Però adesso, diciamo, con questa uscita che non fa mai piacere dalla Coppa Italia, potrete concentrarvi sul campionato, dove invece state andando a pieni regimi dopo le prime 4 giornate, 4 vittorie, l'unica formazione quindi a punteggio pieno, 12 punti e delle ambizioni importanti. Ecco, questo dato è un dato che ti dà la risposta da solo, perché questo è un dato importante, ti fa capire che per stare lì sopra, lì a 12 punti a punteggio pieno non è facile, quindi ti fa capire che la squadra c'è, però è normale che se ti manca, ripeto, una pedina, 2 pedine è molto difficile, se poi ti manca 5-6 pedine, se ti mancano 5-6 senior diventa tutto molto difficile. È normale, la Coppa Italia si deve giocare, prestigio ci mancherebbe, noi siamo a casa nostra e stavamo giocando, però insomma adesso noi siamo concentrati sul campionato. Questo è il percorso che noi ci siamo prefissati, e il campionato non è sicuramente la Coppa Italia. Poi chiaro, la Coppa Italia è qualcosa di aggiunto, un valore aggiunto che ci stava dando visibilità anche per i nostri tifosi, insomma quello di far risultato anche, ripeto, sempre un discorso di prestigio, e stavamo andando avanti anche con la Coppa Italia. Quindi, niente. Grazie mister. Niente, buona serata a tutti.